cose di me hai saputo prendere tra le tue mani e mi hai fatto molto di più. Oggi non ci credo ancora, aspetterò domani. Quante cose di te ho sognato dentro favole che non ho mai letto, ma ora sei proprio tu ad accettare sì qualsiasi mio difetto. Pure se stavo sempre con te, ad 8 giorni soltanto con te, e non mi importa di niente perché ce la faremo restando insieme. Pure se stavo sempre così, stretta abbracciata, ma senza morire, e ti dirò che non c'è niente per me che valga più di te. Questa mia vita, lo sai, era del tutto normale fino a quando non c'eri tu. Senza pensarci ti porterò in posti dove mai hai sognato. Pure se stavo sempre con te, a 8 giorni soltanto con te, e non mi importa di niente perché ce la faremo restando insieme. Pure se stavo sempre così, stretta abbracciata, ma senza morire, e ti dirò che non c'è niente per me che valga più di te. Stavo sempre così, stretta abbracciata, ma senza morire, e ti dirò che non c'è niente per me che valga più di te. Signore e signori, benvenuti all'8ª puntata di Re di Napoli. Buonasera a tutti. No, vabbè, non scappare. Perché ti trovi qui? Per quale motivo? Perché ci manca il nostro grande Alfio. Vabbè, diciamo che tu sei più piccolo, vabbè, lui è Cristian Ercolano, poggia il microfono. Qui iniziamo con gli infiltrati. Allora, ritorna lì, poi ti richiamo. Allora, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Re di Napoli. Una trasmissione che, bisogna dire, sta riscuotendo veramente un ottimo successo. Grazie anche ai professionisti che ci sono dietro le quinte, a cui va il nostro ringraziamento, veramente persone molto professionali, onde va anche il nostro ringraziamento alla signora Abaneo, titolare della TV. Allora, Re di Napoli è un'agenzia dove ogni vostro desiderio può diventare realtà, basta chiamare con fiducia i seguenti numeri: lo 0823 330987 o al 345 630 8172. Di solito ci pensa Alfio a dare queste notizie per quanto riguarda la telematica, perché io, come ho sempre detto, sono un po' l'asino della telematica, però cerchiamo di arrangiarci. E volevo ricordarvi, basta andare anche su Facebook e digitare Re di Napoli, chiedere l'amicizia, vi sarà data immediatamente, chiedere qualsiasi cosa, qualsiasi artista o quelli che vedrete qui in trasmissione o qualsiasi altro artista in nazionale, il buon Cleo saprà veramente corrispondere tutti i vostri desideri. Ma io direi di entrare immediatamente nel vivo della serata, anche perché oramai siamo rigorosamente in diretta, sono le 21:05, quindi è utile iniziare immediatamente questa trasmissione che, come ho sempre detto,
Qui si vedono dei cantanti che, a parte che essere bravi, il vero artista, dovete sapere, come penso tanti di voi, anche il pubblico, non è che ci voglia la grande cultura per saperlo, riesce a trasmettere qualcosa. È come se sentissimo qualcosa all'interno delle nostre vene e gli artisti che noi selezioniamo riescono a dare queste sensazioni. Direi di iniziare immediatamente con il primo artista, già è un appartenente alla famiglia di Re di Napoli, lui è Gianni Rosano. Buonasera. Benvenuto Gianni Rosano, benvenuto sempre nella nostra famiglia qui di Re di Napoli. Io dico sempre di ricordare qual è il titolo del CD, perché? Perché ovviamente delle persone arrivano delle mail, me ne arrivano tante anche a me, dicono come si chiama il CD, non l'abbiamo sentito a tempo. Allora a tutti gli artisti gli chiedo di ripetere qual è il CD e dove lo possono trovare. Sicuramente in tutti i negozi. Il CD è intitolato Brivido d'amore, di cui questa sera canterò proprio l'omonimo brano. Quindi Brivido d'amore, e come ho detto io inizialmente, cercheremo di trasmettere delle sensazioni. Testa e musica Gianni Rosano, arrangiamenti del maestro Alessandro Asgambati. Quindi si chiamerà Brividi d'amore. Brivido d'amore. Brivido d'amore. Sì. Però qui ci siamo parecchi di noi, quindi saranno tutta una serie di brividi d'amore. Certo, stiamo andando incontrando all'inverno, quindi. Beh, mica tanto, mica tanto. Comunque ti lascio adesso il microfono per cantare, se poggi questo cortesemente, e iniziamo sempre qui a Re di Napoli, una splendida voce, Gianni Rosano. Piaci da morire, non puoi immaginare, sei la donna dei miei sogni, quella che mi fa sognare, ogni volta che mi dici che mi ami da morire, il mio cuore batte forte, questa voglia sta con te. E mo non perdere più tempo, viene che fatta abbracciare, sei stupenda questa sera, tu sei la mia libertà, tu sei la cosa più preziosa, un sogno da inventare, sei l'unica emozione, sei tutta vita mia, su dai non ti fermare, continua a malasa, poi scioglie sti capelli, sei più bella ma così, quel tuo corpo caldo è un brivido d'amore, mi fai impazzire, mi fai morire. Sei il sole del mattino, quello che mi fa svegliare, sei lo cielo di le stelle, quello che mi fa dormire, tu sei la cosa più carnale, insieme a te voglio volare, non ti cessa tutto il mondo, tu sei speciale. E mo non perdere più tempo, viene che fatta abbracciare, sei stupenda questa sera, tu sei la mia libertà, tu sei la cosa più preziosa, un sogno da inventare, sei l'unica emozione, sei tutta vita mia, su dai non ti fermare, continua a malasa, poi scioglie sti capelli, sei più bella ma così, quel tuo corpo caldo è un brivido d'amore, mi fa impazzire, mi fai morire. Sei più bella ma così, quel tuo corpo caldo è un brivido d'amore, mi fa impazzire, mi fai morire. Bravo!
Bravo qua. il nostro Gianni Rosano, era Brivido d'amore, veramente sentivamo lì tutti i brividi lì dietro le quinte perché Avete poi è tremato? bello. No, non è che abbiamo tremato, insomma c'era un brivido che non ci faceva tremare ma ci faceva sognare, quindi è quello che un artista trasmette. Allora noi ringraziamo il nostro Gianni Rosano, Grazie di tutto. grazie di essere Grazie a te. stato Ciao, qui Gabriele. in trasmissione Buona con serata. noi e passiamo immediatamente al prossimo ospite. Allora, anche lui è un aficionados, come direbbero gli spagnoli, anche se io di spagnolo forse so solo questa parola, ma è uno che fa parte della nostra famiglia veramente fin dall'inizio. Stiamo riscuotendo veramente tante soddisfazioni con tutti gli artisti che stanno arrivando e infatti Re di Napoli ha una platea vastissima. Lui è Nino Nori. Nino Nori, benvenuto anche tu, guardando sempre in telecamera perché se guardi me, come dico sempre, ci si può guardare dopo, ma l'importante è guardare lì in telecamera. Allora, Nino Nori, ultimo tuo CD, come si chiama? Si intitola Lontana te. Allora, Lontana te, dove lo possono trovare e quali sono gli autori Tramite di il questo CD? mio contatto di Facebook che è Nino Nori e verrà mandato tramite online. Quindi benissimo, quindi un acquisto come si dice in telematica online. Ma la canzone che andremo ad ascoltare questa sera qual è? Allora, la canzone che andiamo ad ascoltare stasera è Mogo Fire, testi e musica del maestro Enzo Cennamo, arrangiamenti Alessandro Sgambati. In particolare questa canzone stasera la vorrei dedicare a Valerio, che gli mando tantissimi saluti. Ma gli mandi saluti per sapere mo che sta facendo perché la canzone ci sta si guardando chiama sicuramente Mo che fai. da Roma Ah, ci sta ecco, quindi mo guardando che tramite fai, web. non è che viene da E Roma Mo che direttamente fai, qui? diciamo è un ragazzo speciale per me, gliela dedico a lui. Valerio, in bocca al lupo e non mollare mai. Allora, Valè, mo che fai? Ce lo farai sapere. Nel frattempo noi ti diamo il microfono per accedere alla canzone e abbiamo un'altra splendida voce qui a Re di Napoli, quella di Nino Nori. La sento come fosse un giocattolo, sto sentendo male rintananima, non so giocare, non voglio ridere, ma l'inconi soltanto in vita a me. L'amici ogni momento mi domandano, ma che vicino a me non ti vedono. Ma io non so più che già rispondere, non so più che scusa già trovare. E mo che fai scordando di me, se stai insieme a nato volessi sapere che t'ha già fatto che mi vuoi scordare, tengo un veleno in tuo cuore. E meglio il giuramento, le pigliate, le intate chissà e vasi innamorate che sta volta, ma perché te puoi scordare? Fotografie che mi parlano di te, quanta ricordo rimasto con me, quanta tristezza che chiama ma tu non mi rispondi a dove stai, chissà dove stai. Ma pare che sto campando da una favola, non credo a niente pare tutto magico. Chissà se forse è stata un incantesimo, la strega mi t'ha fatta allontanare. E mo che fai scordando di me, se
sta insieme a nato volesse sapere che t'ha fatto che mi vuoi scordare, tengo un veleno in tuo cuore. E meglio giuramento le pigliate e le ittate chissà dove. E va se innamorate che sta bocca, ma perché te puoi scordare? Fotografie che mi parlano di te, quanta ricordo rimasto con me, quanta tristezza che chiama ma tu non mi rispondi addosso stai, chissà addosso stai. E mo che fai scordando di me, se stai insieme a nato volesse sapere che t'ha fatto che mi vuoi scordare, tengo un veleno in tuo cuore. E mo che fai scordando di me. Ed era un'altra splendida voce, quella di Nino Nori. Grazie a te. Noi ti ringraziamo di essere stato qui con noi questa sera. Veramente tutti voi artisti qui a Re di Napoli sapete regalarci delle grandi emozioni. Quindi Questo è il grazie, nostro piacere, figurati. grazie anche Grazie a voi, buonasera. Nino Nori. Ma adesso passiamo ad un altro artista, l'avete visto all'inizio un po' come infiltrato speciale, lui è Cristian Ercolano. Allora, prima perché ti eri infiltrato? Mi ero infiltrato perché mancava il nostro Alfio, Beh, allora non ho capito, volevi darmi una mano? una figura giovane. Signori, è meglio, dopo parlerò con i tuoi genitori, una figura giovane, perché io poi sono fatto anziano. Oddio, sì, rispetto a te sì. Vabbè, parliamo di altro. Allora, Cristian Ercolano, giovane artista, 16 anni, ma con tanta voglia veramente di fare e di progredire. Allora, questa sera che motivo ci farai ascoltare? Rincontrarsi, È una canzone Inedita. tua? Inedita. Scritta da chi? dal maestro Antonio Lombardi, Musicata? musicata e arrangiata da lui. Benissimo. Allora, ripetiamo il titolo, qual è? Rincontrarsi. Allora, prendi il microfono e con Rincontrarsi ascoltiamo un'altra giovane, ma sempre splendida voce qui a Re di Napoli, quella di Cristian Ercolano. Io della mia vita ho scritto un libro, ogni pagina mi parla di te. Sei cresciuta in fretta col mio amore, poi te ne sei andata via da me. E per incontrarsi ne parliamo un po' e scoprire poi la verità. Che ci andiamo, vita mia, te ne si giudo, ma perché? Ma ci incontriamo fuori a scuola, io che aspetto il mio bambino e tu tua figlia come me. Che ci andiamo, vita mia, t'ho già perduto, ma perché?
bastava una parola, mo felice eri mia sposa, stiva qua vicino a me. La tua bimba è amica di mio figlio, io chiamo amore come te. Quando ridetti somiglia a un mondo, sai che cosa provo dentro me. Lei che non ha un padre mi domandò se vorrebbe un padre come me. Che ci anni fa, vita mia, te ne si giude ma perché? Ma ci incontriamo fuori a scuola, io che aspetto il mio bambino e tu tua figlia come me. Ci anni fa, vita mia, t'ho giù perduto ma perché? A me bastava una parola, mo felice eri mia sposa, stiva qua vicino a me. Allora, e lui era Cristian Ercolano, abbiamo visto questo nuovo motivo. Allora, volevi farmi da aiutante. Allora, Sì. fra un po' avremo un ospite, vediamo anche se dalla regia fra un po' ci danno il via. Abbiamo un primo ospite, lui è un maestro di lungo corso. Allora, vediamo un poco di fare una presentazione. Tu sei lì a Re di Napoli, fammi la presentazione di questo grosso nome. Il maestro Enzo Cinnamo. Passa il microfono. Allora, maestro, aspetta, ma usciamo insieme. Aspetta, Bravissimo dovevi dire, ragazzo e bellissimo no, ragazzo. però doveva dire, vuoi fare? Allora, signori e signori, per voi, un noto personaggio della canzone nazionale, il maestro Enzo Cinnamo. Signore e signori, un nuovo personaggio. Un nuovo, vabbè, lasciamo stare, aspetta che mo usciamo insieme. Allora, maestro, inizia a prendere... No, sì, benissimo. Non ti ho salutato. No, io volevo dire, insomma, non è così che si fa una presentazione. Allora, Lui è un bravo cantante e poi è un bravissimo calciatore. vabbè, di questo poi ne parleremo. Cioè, sono due cose importanti. Maestro, noi la ringraziamo di averci dedicato sempre del suo tempo qui, ma la canzone che andremo ad ascoltare, perché lì sono Allora, tutti... stasera dobbiamo incoraggiare il Napoli e quindi Toni di Napoli, dell'agenzia Toni di Napoli, da non confondere con l'agenzia Re di Napoli, perché Toni di Napoli è dell'agenzia di Casoria. Re di Napoli è l'agenzia di Santa Maria Vico. Certo, allora che cosa andiamo a Gli hanno cantare? consigliato di cantare Magico Napoli. Allora, passiamo il microfono al Arrangiamenti del maestro. Ciro De Rosa, versione musica di Enzo Cinnamo. Allora, con Magico Napoli noi scappiamo via che facciamo i conti. Un grande artista, il maestro Enzo Cinnamo. Azzurra per dipingere e casi marciapiedi e pure il nuvole, strade asfaltate nere non mi piacciono, azzurra voglio tutta la città, farò riverniciare la mia macchina e non è fanatismo, è amore unico, ognuno ha da capire che c'è nell'anima,
segreti questo cuore non ne ha, è grande fedeltà. Napoli quando si rinasce, nei cuori dei tifosi si la musica, dinda la curva s'astregne nel sentimento di fraternità. Napoli sei sempre l'unica, tu trasferite e vedi si fantastica, è bello sognare a Romeo, una festa insieme a te volimmo fare. Chi li deve scegliere, a da capire che da punto popolo, avere il meglio che Napoli merita, è il vero premio per questa città che ha grande fedeltà. Napoli quando si mastica, nei cuori dei tifosi si la musica, dinda una curva sta segnere nel sentimento di fraternità. Napoli si sempre l'unico, tu trasferite e vedi si fantastica, è bello sognare a Romeo, una festa insieme a te a volimmo fare, una festa insieme a te a volimmo fare, una festa insieme a te a volimmo fare. Nel sentimento di fraternità. È bello sognare a Romeo, una festa insieme a te a volimmo fare, una festa insieme a te a volimmo fare, una festa insieme a te a volimmo fare. Buonasera, buonasera. Ringrazio innanzitutto il maestro Enzo Cenna, Ciao, Alfio. che come sempre Siamo interviene. attenti ai microfoni perché sì, infatti, abbiamo già regalato troppi danni a TLA. Mi fa piacere che sei tornata. Sei tornato prima, ti ho visto in diretta su un'altra emittente. Sì. Ti hanno chiamato da Foggia. Sì, mi hanno chiamato dalla Puglia, abbiamo ricevuto delle belle chiamate. Possiamo dire che tu sei stato ospite anche su un'altra emittente, in quanto sei ben voluto. Sono tanti gli artisti che amano tuo padre, vogliono bene tua madre, vogliono bene te, come valido giovanotto della canzone italiana e napoletana. Io voglio dire che la canzone Magico Napoli è stata scelta come sigla di apertura e chiusura per un programma sportivo che andrà in onda per 8 mesi a Telecapri Sport. Mi fa piacere questa cosa. È stata scelta Magico Napoli come sigla di apertura e chiusura in un programma è stato sportivo. selezionato tutte le canzoni. Ringraziando il Signore, speriamo che il Napoli vinca. Vado a vedere il Napoli che sta facendo. Siamo in diretta, siamo il martedì 22, ore 21 e 28. Ok, ringraziamo il maestro Enzo Cenamo con un grande applauso dalla regia. E allora, prima di proseguire con il prossimo ospite, del quale andrà il video qui in diretta su TLA, io volevo ricordare i contatti dell'agenzia Re di Napoli, e potrete contattare l'agenzia Re di Napoli per qualsiasi cosa tramite i numeri 338 75 92 214 o tramite il numero 0823 80 94 87. Oppure, ulteriormente, potrete contattare l'agenzia Re di Napoli tramite Facebook, tramite il contatto Re di Napoli. Ricordiamo anche il sito di TLA, tlaweb.it. E andiamo subito con il prossimo ospite, con gli Spatial Vox, con il loro video.
casa vogliana. 100 anni voglio stare con te, e pure tu stai con me. Sarai per sempre, tu sarai gioia di vivere. Favola nuova con te, grande è l'amore che c'è, che lega due cuori così insieme noi. Favola nuova con te, storia importante sarà. Dammi la mano, sì dai, vieni con me davvero tu vivrai. Io ho detto i baci non sono sazio mai, quelle lenzuola aspettano già noi. Due corpi nudi, casa vogliana, casa vogliana. Tu sai che amo solo te, io so che ami solo me. L'amore che è dentro di noi, favola nuova è. Tu sai che amo solo te, io so che ami solo me. L'amore che è dentro di noi, favola nuova è. Tu sai che amo solo te, io so che ami solo Ed era il video degli Spatial Vox. Attualmente per impegni lavorativi non sono potuti essere qui con noi di persona, ma li abbiamo avuti per mezzo di video. Ma adesso abbiamo una rappresentante del gentilsesso, l'abbiamo già avuta la settimana scorsa, pare che arrivi scortata, speriamo che il fidanzato non sia geloso. Lei è Lori Lai. Allora, ecco Lori Lai, speriamo che il fidanzato non sia geloso. No, siamo ai tempi moderni, dai, non è che sia così quindi è geloso, tutto no. possibile. Beh, vedo a fianco a lei due splendide fanciulle, chi Sì, sono? volevo presentarle, fanno parte del mio corpo di ballo, Veronica Come si chiamano? e Carmen. Veronica e Carmen, sono giovanissime. Allora, Lori Lai, è un piacere riaverla qui in trasmissione, ma la canzone che ci farà ascoltare, Allora, la canzone qual che è? vi farò ascoltare si intitola Parlami di te, che fa parte del lavoro discografico Inferno Paradiso, arrangiato da Peppe Migliaccio, al quale io saluto. E che direte più? Voglio salutare chi mi sta guardando, la mia mamma e Silvana e le mie stelline. Allora, adesso ascoltiamo nuovamente questa splendida voce che viene a far parte della famiglia di Re di Napoli. Alfio, noi diamo il microfono. Allora, una rappresentante del gentilsesso, anche lei una splendida voce, accompagnata da due bellissime ballerine. Abbiamo per voi Lori Lai. Parlami di te e non raccontarmi mille storie che sono bugie. Tu non sai che non mi garba, c'è qualcosa che non va. Ti nascondo sempre quando stai con me. Ora fra me e te c'è un amore strano e vorrei capire cosa c'è. Tu qualcosa mi nasconde, dimmi tutta la verità. Sai che all'improvviso si può venire a sapere. Dai, fammi capire, se per me ci tiene vero è solamente infatuazione, perché io tronco vero amore non mi tratta male, perché sai che sono innamorata di te. Dai, fammi capire, se rimane veramente tu mi porti poi lontano, non promettere di no. Sei la mia
troppo possessiva, ma sai non è colpa mia, perché tu sei il primo amore, l'esperienza mia con te l'ho passata da bambina insieme a te. Dai, fammi capire, se per me ci tieno vero è solamente infatuazione, perché io tronco vero amore non mi tratta male, perché sai che io sono innamorata di te. Dai, fammi capire, se rimane veramente tu mi porti poi lontano, non prometto che il nostro cuore ci può stare più male, e d'amore di sicuro morirei. Sei la mia pazzia, se ogni cosa che amo tengo tu sia vita mia, e ho paura che ti perdo e sono gelosa e voglio capo tu fai con me. Dai, fammi capire, se rimane veramente tu mi porti poi lontano, non prometto che il nostro cuore ci può stare più male, e d'amore di sicuro morirei. Sei la mia pazzia, se ogni cosa che amo tengo tu sia vita mia, e ho paura che ti perdo e sono gelosa e voglio capo tu fai con me. Beh, che dire, veramente un bel vedere tre belle signore qui riunite, è veramente bello. Non perché gli altri cantanti non siano belli, siete tutti bravi, però voi forse ai miei occhi siete più belle. Allora, noi ringraziamo tantissimo Lorila e il suo corpo di ballo, grazie, grazie, grazie e alla prossima. Grazie. Ma adesso proseguiamo con un'altra rappresentante del gentil sesso, però prima di iniziare volevo pregare, dietro le quinte, so che vedere tante donne insomma dà una certa eccitazione, ma spegniamo i cellulari e stiamo in decoroso silenzio. Ma passiamo immediatamente ad un'altra splendida rappresentante del gentil sesso, è venuta anche nell'altra puntata con noi, ma vedo che addirittura scortata da 2 persone. Lei è Paola Ferri. Scortata da 2 persone. Alfio, dai il microfono alla nostra Paola Ferri. Buonasera a tutti, grazie. Benvenuta. Quindi hai voluto prendere subito l'iniziativa, perché? Passiamogli un attimo il microfono. Per quale motivo, senza chiedermelo? Allora, volevi dire anche, a parte che è una gran bella signora come l'altra che abbiamo avuto qui, se ci spostiamo leggermente... È anche bravissima poi. Sì, bravissima, certo. Poi pare che tu volevi dire qualcosa. Sì, quando entri così in scena vuoi dire qualcosa. Bravissimo. No, vabbè, volevo ricordare un evento importante di cui saremo ospiti, credo, e sarai tu a presentare questa manifestazione domani pomeriggio alle ore 16. Inizierà questa bellissima manifestazione che si terrà presso la chiesa di Santa Sofia a Maddaloni, e la manifestazione si chiama Terra Amara, che sarà dedicata al tema principale che lega soprattutto le nostre zone, per quanto riguarda i veleni e tutto il resto. Quindi sarà una marcia, ci saranno tanti ospiti anche da Canale 5, avremo Pasqualino Maione, ci saranno tanti preti anticamorra, fra cui Don Merola, il colonnello del Monaco, ci sarà parte dell'esercito italiano, ed inoltre avremo anche il vescovo di Aversa, Monsignor Spinillo, il vescovo di Caserta, che è anche il Monsignor Spinillo vicepresidente della CEI, Conferenza Episcopale Italiana dei Vescovi in Vaticano. Ma vabbè, adesso passiamo immediatamente, rimanete qui con me, a questa splendida voce. Noi ci scusiamo dell'intermezzo, loro ogni tanto fanno cavallo pazzo. Allora, signora Ferri, il suo ultimo CD come si chiama? Guardando allora, è Eternamente Napoli, di cui adesso faccio ascoltare il brano Sopra a te.
Ma una domanda volevo farle lì in diretta. E il suo cantante preferito o la sua cantante della Grande Napoli, chi è o chi è stata? Vabbè, comunque è ed è stata Giulietta Sacco. Condivido pienamente. La più grande voce molto, dei inizi Novecento. Una grande artista. Veramente la grande, è stata definita, pensate, l'Amalia Rodriguez napoletana. Sì, veramente la più bella voce che abbiamo qui a Napoli. Ma adesso ascoltiamo una uguale bella voce. Se posso, volevo salutare la di Napoli Spettacoli. Sì, Antonio di Napoli. Benissimo. Ciao Antonio, ciao Alessia. Ma adesso entriamo nel vivo della cosa perché tutti vogliono ascoltare la sua splendida voce. Con quale motivo? Sto perdendo a te. Allora, noi passiamo il microfono, Alfio, alla nostra Paola Ferri. Grazie. Allora, con questo motivo sto perdendo a te, ma i fans non la perderanno mai, la splendida voce di Paola Ferri. Tu non mi guardi più come una volta e non mi cerca sera una settimana, e allora c'è qualcosa che non va. Io ti guardo in faccia e immagino chi l'ate, sentendo tutte le volte fa peccato, e allora c'è qualcosa che non va. Sto perdendo a te e non so quale strada ci pigliare. Tuo secondo certo non mi ha davanti, ma sto male quando penso rol'assai. Però per da te si continua a muovere con chi là, si mi inventono da scusa per incontrare, e sicura se là potesse stare. Ma io non so chi con te mi so chiusa a me sposare, io giurai e sta con te per tutta l'eternità, che se non si può scordare, ma io a chi non ce la faccio a non la sa. Ormai si fa difficile a fa pace, ormai quasi impossibile a fa amore. Tu l'hai capito e mo non mi voglio. Io non volevo tutto questo, perché per me sei stata e resta sempre più importante. E tu sai, tuo cuore non si comanda e io appartengo a te, sì, ma una parte mia ormai sta pure là. Sto perdendo a te e non so quale strada ci pigliare. Tuo secondo certo non mi ha davanti, ma sto male quando penso rol'assai. Però per da te si continua a muovere con chi là, si mi inventano da scusa per incontrare, e sicura se là potesse stare. Vai a
so chiusa ma sposai, io giurai sta con te per tutta l'eternità, che sto non si può scordare, ma io a chi non ce la faccio non la so. Bravissima Paola Ferri, perdonami se non... Allora, Paola, questa canzone si chiamava? Sto perdendo a te, una canzone scritta da Gianni Fiorellino. Che fa parte dell'album discografico? Eternamente Napoli. Ok, perfetto, questo diciamo è giusto informare le persone da certo. casa. E niente, Paola, allora mi fa piacere soprattutto di averti qui in diretta qui su Reti Napoli. Il piacere è tutto mio, e ne approfitto per ricordare i contatti per Reti Napoli, per chiunque volesse associarsi, contattare l'agenzia Reti Napoli, potrete farlo tramite i numeri 338 75 92 314 o tramite il numero 0823 80 94 87, mentre ulteriormente potrete contattare l'agenzia Reti Napoli su internet tramite il contatto Facebook Reti Napoli, quindi aggiungeteci per seguirci. Questo è giusto ricordarlo. Paola, io voglio congedarti salutandoti e ringraziandoti. Grazie. Bene. Buonanotte a tutti e buon proseguimento. Grazie a Paola Ferri. E allora, noi proseguiamo. Proseguiamo con il prossimo ospite. E il prossimo ospite è un grande amico, un grande artista, e parliamo di Peppino Di Bernardo. Peppino. Buonasera, io mi organizzo subito. Ecco Buonasera. qua, perfetto. Tra colleghi, prima c'è tra Bravo, colleghi, che è la cosa più bella. Ecco, perfetto. Tra parole di colleghi e anche amici, perché tu hai detto che sì, ma questo soprattutto. ma pure se non lo dicevi, io sono qua, conosco la produzione di questo spettacolo che è di Napoli da una vita, quando iniziate con i pantaloncini, insomma, figurati. Niente, bel programma, seguitissimo, anche se c'è la partita, ma vedo che arrivano messaggi, gli ospiti non mancano e questo è importante. Bravissimo. Peppino. Tu sei rimasto incinta e dedicato a queste donne che amano tanto l'amore che non pensano di arrivare al matrimonio prima del... o fanno perché si vanno bene. Ecco. E quando si vanno bene, certe cose si fanno. L'importante però è portarle avanti. Bravissimo. E andiamo con Peppino Di Bernardo. Quando hai chiamato e mi detto corro subito qua e non sapevo neanche che aveva pensato, che la paura tremava e mi aveva paura, ma sta notizia è più bella ogni cosa perché tu sei rimasto incinta prima ancora sposati, siamo fatti peccato e diciamo da perdonare, due genitori giovani stiamo per diventare, mie figlie sono che cosa più bella che ci sta, fammi sentire sotto in mano respiro che fa, sensazione si prova a sapere che ci sta, sotto a sta pelle qualcosa che può arrivare, che un centimetro a volta ti fa emozionare, che sei rimasto incinta, non t'ha da preoccupare, troviamo che casa chi li là. Ma te sta calma soltanto e non ti agitare, che
che niente ancora si vede che può far parlare, perché sono nuove stilise che vanno pazza. Prima che tu partorisci a diventa mamma, tu sei rimasto incinta, prima ancora sposata, siamo fatti peccati e dici a da perdonare, due genitori giovani, stiamo a diventare, mie figlie sono che cosa più bella che ci sta. Fammi sentire sotto in mano, respiro che fa, che sensazione si prova a sapere che ci sta. Sotto a sta pelle qualcosa che può arrivare, che un centimetro a volta ti fa emozionare, che sei rimasto incinta, non t'ha da preoccupare, troviamo che maricina a casa chi li là. Pino, e allora, bravissimo innanzitutto, ma devo congedarti subito perché siamo agli sgoccioli, siamo proprio al termine. Grazie a te, bravissimo, grazie, alla prossima. E allora, proseguiamo con il prossimo ospite. Qui stai congedando, ma hai congedato anche lui adesso. Io invece il cantante l'ho preso e l'ho portato qui. Eccolo qui. Il microfono, anche lui un affezionados. Buonasera a tutti, buonasera Alfio, ci rivediamo come sempre. Buonasera al presentatore. Ho dovuto portare direttamente io il cantante. Allora, Enzo Pinnelli, che canzoni ascolteremo questa sera da te, visto però parlando lì attraverso i teleschermi? È il mio nuovo singolo e a breve uscirà anche il video e si chiama Non mi scordà, scritto da me, arrangiamenti Antonio Izzo, che saluto, che ci sta sicuramente guardando, e anche Tony Capone saluto. Benissimo. Allora, con non mi scordà, ogni tanto il mio napoletano fa le bizze. Ricordiamo che arriva da Cerignola. Arriva da Cerignola. E saluto tutta Cerignola, tutti gli amici. Salutiamo tutti, veramente un bel viaggio, ma diamo il microfono per cantare e ascoltiamo un'altra splendida voce che viene dalla Puglia, credo sia giusto dire la Puglia, per voi qui a Re di Napoli, Enzo Pinnelli. Delicato, sei ancora una creatura, ma ti senti già donna. Tu ti senti realizzata, che vogliono sempre, ma non può capire che in questa vita si già mia. Non mi può senza pensare, non mi può lasciare sulla miezza via, ma come già fa si mi lascia qua, prima sti ricordi non si può chiamare, mi ritorno in mente ogni momento insieme a te. Che per sempre resti in cuore mio e non me lascio più.
chiamato tu stasera e già mi sento male, mi manca voce tua, tu, dire tutta vita mia, ma sapevo solo dire, con me sto soffrendo senza te. Senza pensare, non mi può lasciare sulla miezza via, ma come già fasi me la secca, prenda sti ricordi non si può chiamare, mi ritorno in mente ogni momento insieme a te, stringimi più forte casa mia, che per sempre resta in cuore mio e non me lascia più. Ma come già fasi me la secca, prenda sti ricordi non si può chiamare, mi ritorno in mente ogni momento insieme a te, stringimi più forte rima casa mia, che per sempre resta in cuore mio e non me lascia più. Pinnelli direttamente da Cerignola. Grazie a te, vi saluto allora, perché il tempo scorre. Sì, scorre tantissimo. Grazie per l'ospitalità che mi date ogni Grazie volta che sono qui e volentieri verrò spesso a trovarvi. Grazie per la tua collaborazione. Enzo, alla prossima. Ok, buonasera. Ciao ciao. Preso dalla paura di non presentare più, porto io direttamente gli ospiti. Abbiamo Agostino Ferrante. Buonasera, allora, grazie. La canzone che ci farai ascoltare questa sera qual è? È il brano Tu sì da mia, un brano che mi sta portando avanti e mi sta dando soddisfazione, sono contento. Allora, noi ti lasceremo il palco come finale, però nel frattempo Alfio vieni qui, ringraziando tutti coloro che ci hanno ascoltato, ringraziando i tecnici che sono veramente numeri uno qui a TLA, a cui va il nostro ringraziamento. Io, Gabriele Blair, vi saluto e vi ricordo sempre che una parte del mio cuore, penso anche da parte tua, rimane sempre con questo pubblico. Grazie a tutti e gran finale, diamo il microfono con qui a Re di Napoli, signore e signori, gran finale con Agostino Ferrante. Perché tu ci tieni a ciupa me, pensaci, lascia stare, che sto passando mi da cancellare. Tu sei da mia dinda, tu te respiri, e si lascia, conosce sta vita. Male, solo tanto lo spizio e mo fa male. Tu sei la mia, tu sei troppo.
mi ha perdonato se sbaglio non lo faccio più. Perché se io facessi una volta ti mi avesse castigato. Credimi, io per te facessi tutte cose per non ti perdere. Tu sei la mia dinda, tu te respiri e si palazza per nesce sta vita. Non mi fa male, soltanto lo spirito e mi fa papà. Tu sei la mia, tu sei troppo importante, perché st'amore è più grande sta vita. Dammi sti mani, sta bocca carnale, io ti cerco scusa, amore mio. Così da mia, da tutti i respiri e si palassa per nesce questa vita mia.